Oggi siamo venuti a trovare l'artista e designer Giovanni Arena per conoscere lui e la sua arte. Buongiorno, 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 siamo venuti a trovarla. ben trovato. Prego, accomodatevi. Grazie. Prego, accomodatevi. Forse dovrei avere un po' di confusione, ma sai qual è? È la casa di un artista. Non conoscevo che ci fosse un progetto volto a promuovere gli artisti su Utrio, per cui mi fa piacere partecipare al vostro progetto e spiegarvi di cosa mi occupo. In realtà definirmi artista, lo dico sempre in vari eventi, in varie situazioni, lo trovo un po' eccessivo per quanto mi riguarda. Io ritengo di essere più un creatore di complementi di arredo, cioè design complementi di arredo. E qualcuno vede anche degli elementi di un peso artistico, però francamente io mi rivolgo più a un mercato, comunque a un taglio più di design e di complementi di arredo per alberghi, per appartamenti e quant'altro. In realtà io non nasco artista o comunque neanche designer, la mia formazione scolastica e anche professionale è quella di un tecnico, sono un ingegnere civile e ho sempre svolto questa attività per vivere, professionale da sempre. Però ogni tanto faccio delle cose che, un po' diverse da quello che è il mio background e dalla mia formazione professionale. Per cui ho fatto viaggi in barca, ho costruito delle cose, insomma, e da poco tempo in realtà, se vogliamo, mi occupo di questo tema, di questi complementi d'aereo, da 5-6 anni. E tutto nasce un po' per caso, perché io non conoscevo questo materiale che trovo straordinario, che è il Corian, e da questo materiale è partito un po' tutto. Poi la particolarità del materiale mi ha indotto a produrre e a fare queste cose. C'era senz'altro in me qualcosa che anche da ragazzo che mi portava a lavorare con le mani, a creare delle cose, a disegnare delle cose. E questo materiale mi ha dato un'accelerazione in più e quindi cominciavo un po' per scherzo, però poi dopo è diventato proprio una vera e propria passione. Non direi un mestiere perché insomma il mestiere non lo è, però senz'altro c'è una volontà di creare qualcosa ancora di migliore e più professionale. Il Corian, per esempio, questo è un centrotavola, è in realtà un materiale bicomponente, c'è un 80% di bauxite, quindi minerali naturali, e un 20% di resine termoindurenti. La particolarità di questo materiale è che al tatto non sembra assolutamente un materiale composito, sembra quasi una ceramica sintetica, ma soprattutto gli effetti di luce che determinano quando viene colpita sia la luce naturale che quella artificiale sono straordinari. Infatti i temi che utilizzo per creare questi oggetti sono temi naturalistici, quindi la terra, il mare, cioè quindi coralli, fiori, anche con tematiche anche astratte. E anche l'aria, perché ho anche realizzato degli albatros particolari. E quindi unisco oltre al materiale, quindi le forme, perché è un materiale che si deve sagomare ad alta temperatura, unisco anche i colori e le luci, che sono un elemento secondo me che del tutto personale che utilizzo per completare la mia creazione, che gli dà un plus, un valore aggiunto. Il materiale si presenta sotto forma di lastra, quindi una lastra anche lunga 3 metri per 75 cm e ha varie dimensioni di spessore, quindi parte da 3 mm come questa qua di spessore fino ad arrivare a 12 mm, e lo spessore scelgo il tipo di spessore in relazione a quello che voglio fare. Per esempio in questo caso, per dargli una certa morbidezza, per dargli una certa come dire, un design che si avvicina molto a quello che è l'idea del fiore, ho preferito utilizzare il 3 mm. E il materiale quindi si presenta sotto forma di lastra, io lo taglio con degli strumenti simili a quelli che utilizzano falegname, quindi varie seghe, frese e altro, e poi viene scaldato a 180 gradi, quindi a una bella temperatura in dei forni speciali o dei forni piccoli in base alla dimensione del pezzo, e pezzo per pezzo, quindi elemento per elemento,
e poi viene sagomato con dei guanti speciali per non bruciarmi e gli do una forma e poi viene assemblato tutto con un sistema non molto semplice perché è un materiale che non è facile da incollare, cioè lo è facile però in certe condizioni, e per cui c'è un po' di maestria, ecco, questo qua un po' di pazienza. Sono state numerose le creazioni che si ispirano al mare come coralli o alghe, e questo in particolare, questa scultura qui che è diciamo valorizzata molto dalla luce, che ha una componente di due tipi, azzurro e bianco, è un'alga molto curata nelle sfumature, con dei glitter, con dei colori che ricordano molto il mare, ed è molto molto apprezzato dai clienti. È un lavoro veramente di grande sofisticazione emozionale, se vogliamo. Mentre quest'altra, che è un corallo nero, un po' atipico, però è un'espressione di design e di creatività molto molto più accentuata e molto più moderna, è un corallo, diciamo, di ispirazione di design del tutto personale, che ha una sua forza, che ha una sua tipicità. Entrambi rappresentano i due estremi, se vogliamo, di quello che è la mia idea di creazione, cioè da una parte elementi molto delicati, molto sofisticati, molto soft, molto emozionali, altri molto di carattere, molto forti e molto particolari per un certo tipo di clientela. Quello che poc'anzi esponevo e raccontavo sulle diverse personalità del tema marino sui coralli, quindi da una parte la forza e il forte carattere del corallo nero rispetto al corallo azzurro e bianco, lo riscontriamo anche in ambito terrestre, cioè vediamo anche in questo caso due elementi diciamo, floreali terrestri con anime diverse, quindi questa bianca molto delicata, molto tra virgolette femminile, se vogliamo, un po' che forse le mie due anime, la parte un po' femminile e la parte molto forte di carattere maschile dell'orchidea nera, che è veramente un elemento di forzatura, se vogliamo, ma anche di grande personalità di un fiore che può assumere caratteristiche diverse, cioè molto dolce, delicata e molto soave, se vogliamo, questa qui con dei accendi di oro, e quella nera con questo puntinato bianco che ne evidenzia l'aspetto centrale riproduttivo, se vogliamo, del fiore. Ecco, questa caratteristica delle doppie personalità delle mie creazioni, doppie caratteristiche delle mie creazioni si ripropongono in vari temi, nel tema marino, nel tema terrestre e anche quello, diciamo, anche astratto, se vogliamo. Ecco, accomodatevi pure. Qua sto iniziando a pensare un'altra scultura un po' composta e composita che utilizzerò in giardino e per il prossimo mio evento. Qui abbiamo diverse anime di lavorazione, la parte più tecnica, la parte decorativa, abbiamo i pennelli, abbiamo i scalpelli, abbiamo tutto quello che ci serve per tentare di fare un buon prodotto. Anche questo è un corallo, quello che mi ha colpito, che mi ha spinto a fare questo pezzo, questa creazione, è la storia di questo corallo. Il corallo purtroppo via distinzione si chiama corallo corno d'alce, come si può anche intuire, e in Pacifico ormai se ne incontrano pochi esemplari, è stato completamente devellato un po' dall'inquinamento, un po' delle incure dell'uomo durante le fasi di pesca. E quindi l'idea di perdere un soggetto di questo tipo mi ha spinto a realizzare una copia chiaramente con un taglio del tutto personale. Qui abbiamo invece una rappresentazione un po' astratta dell'umanità,
quindi la parte nera e la parte bianca rappresentano le due anime dell'uomo, parte nera che viene in qualche maniera poi respinta, ma in qualche maniera poi dopo si ripropone come serie. Quindi la parte negativa dell'umanità dell'uomo era rappresentata dalla parte nera e la parte bianca dalla parte buona. Qui abbiamo un altro centro tavola di natura floreale o con una ispirazione del tutto personale. In realtà probabilmente in natura non esiste un vegetale di questo tipo, è una composizione che richiama più elementi naturali, vegetali, valorizzata molto da questa luce che ne esalta l'armoniosità, l'eleganza, e quindi qua abbiamo i colori scuri, forti, di carattere, e la luce che rappresenta la parte, diciamo, positiva, che illumina la parte diciamo, più di carattere della scultura. A pochi mesi mi sono trasferito da quella casa, non molto lontano da qua, circa 1 chilometro, a questa, che ha delle caratteristiche assolutamente per me ideali per poter sviluppare un progetto che è quello di portare avanti il mio lavoro di design e di creatore di complementi di arredo artistici, e fruendo anche di questa meravigliosa galleria che si trova in un plesso storico che è quello della vecchia distilleria Monino. Qui ho trovato cordialità, ospitalità e tutto quello che mi serve per poter essere sereno e felice e poter portare avanti un progetto che viene molto condiviso anche dal signor Monino e dalla famiglia Monino. Dunque l'arte sicuramente comprende tutto, dovrebbe comprendere tutta la storia dell'uomo. Quando sento parlare, quando qualcuno mi fa una domanda del genere, mi chiede cos'è l'arte, cosa rappresenta l'arte, io mi emoziono. Io credo di nutrire un profondo rispetto nei confronti di chi fa arte, chi la fa arte veramente, non chi imbratta o si arroga un titolo di artista così, liberamente, senza nessuna come dire, capacità di essere tale. L'arte è qualcosa che assolutamente non può prescindere dalla vita di un uomo, fa parte è un elemento di cultura, forse dico delle banalità, assolutamente essenziale. L'arte è qualcosa che è come il sangue, non puoi farne a meno. Cioè noi abbiamo, non voglio dire sempre le stesse cose, un patrimonio artistico e delle cose straordinarie che l'uomo italiano ha fatto e che ha dimenticato. Quindi l'arte è il sangue di un essere vivente, è il cibo di un essere vivente, è l'acqua, è l'aria, è tutto. Senza arte non esistono le emozioni, senza emozioni non esiste l'essere umano. Quindi è un elemento vitale che purtroppo non viene preso in considerazione da chi dovrebbe avere questo compito di prendere in considerazione questo elemento vitale per l'umanità in generale. L'arte va seguita, va curata, va fatta, cioè ognuno di noi, secondo me, dovrebbe nel suo piccolo, più o meno capace o meno capace, tentare di fare qualcosa per emozionarsi, ma senza arrogarsi il titolo di artista, ma avvicinandosi all'arte con espressioni del tutto personali che possono essere sicuramente motivo di senso per un essere vivente che ha un'intelligenza, che ha un'anima, che ha un cuore, che ha un senso. Quindi per me l'arte è, torno a dire, un elemento vitale come il sangue.